buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Per la Cassazione il governo dovrà risarcire i migranti trattenuti per 10 giorni al porto di Catania sulla nave Diciotti. Immediata e dura la reazione della maggioranza di governo. Allerta arancione tra Messina e Catania, scuole chiuse in molti comuni. Per rivedere un timido sole bisognerà aspettare domenica. Nonostante le piogge restano a secco, agricoltori di gela, milioni di metri cubi di acqua sversati in mare per l'incuria della politica. Messina svolta nell'inchiesta sulle 7 morti sospette al Papardo. Da una prima perizia le valvole cardiache usate non presentano difetti. Cresce dunque l'ipotesi dell'infezione batterica. Manlio Messina ha formalizzato le dimissioni da vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Le motivazioni della sua scelta a Sicilia 24. Catania, tra spazzatura, montagne di pneumatici in disuso e paraurti abbandonati. Lo smaltimento di tali rifiuti richiede dei costi, ma i controlli scarseggiano. Le donne della scienza celebrate dall'arte fotografica ad Agrigento, una mostra internazionale per la capitale della cultura. Calcio, vigilia di campionato per le siciliane. In Serie B il Palermo al Marassi contro la Sampdoria, in C il Catania verso Latina. Intanto è attesa per la penalizzazione del Messina dopo la richiesta dei 4 punti dalla Procura federale. Ancora ben trovati, lo Stato italiano dovrà risarcire i migranti trattenuti per 10 giorni sulla nave Diciotti in rada al porto di Catania ben 7 anni fa. È una decisione arrivata oggi dalla Corte di Cassazione. Immediata e dura la reazione della maggioranza di governo. Manlio Viola. C'è un nuovo fronte di scontro fra governo e magistratura. Il pomo della discordia sono i migranti rimasti per 10 giorni sulla nave della Guardia Costiera Diciotti nel lontano 2018 nel porto di Catania. Lo Stato italiano infatti dovrà risarcirli per averli privati della libertà e dell'assistenza in quei giorni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a sessioni riunite, accogliendo l'istanza di risarcimento in via civile e rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'Appello per stabilire a quanto ammonta il danno non patrimoniale. Ma la vicenda va oltre il semplice danno e sancisce un principio del tutto nuovo e in controtendenza rispetto a tutti i pronunciamenti dei tribunali italiani fino a ieri. Impedire lo sbarco dei migranti non è un atto politico e non è una scelta che possa essere considerata frutto dell'attività sottratta dalla Costituzione al giudizio di un magistrato. In sostanza la tesi della Cassazione demolisce così tutte le politiche italiane sull'immigrazione, aprendo di fatto a chiunque. Un provvedimento chiaramente anti-Salvini ma anche anti-Meloni. Nello specifico, nel 2018 il Tribunale dei Ministri di Palermo indagò l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, ma il caso fu poi trasmesso a Catania per competenza territoriale e la procura etnea chiese l'archiviazione. Il Tribunale dei Ministri locali la respinse chiedendo al Senato l'autorizzazione a procedere per il leader della Lega. A Palazzo Madama la giunta delle autorizzazioni però disse no a quel procedimento. Un procedimento diverso da quello sulla Open Arms che nel frattempo andava avanti a Palermo e che si è concluso qualche mese fa con l'assoluzione di Salvini. Adesso in via civile invece arriva il risarcimento e scatta l'ira della Presidente del Consiglio che sui social parla di principio applicato dalla Cassazione assai opinabile e di decisioni che allontanano i cittadini dalle istituzioni. Ancora una morte bianca in Sicilia. Un trentenne, Denis Agnello, titolare di un'azienda, è morto a Palermo in contrada Molara, schiacciato dal mezzo che stava guidando e che si è capovolto all'interno della ditta di lavorazione di profilati e alluminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Maltempo oggi in Sicilia, in particolare tra Messina e Catania. La Protezione Civile aveva diramato ieri un codice di allerta arancione, così molte scuole in diversi comuni dell'isola sono rimaste chiuse. Per un timido sole, visto che comunque i temporali imperversano anche in altre province, bisognerà aspettare domenica. Desiree Ferlito. Dopo giorni di sole la Sicilia si sveglia grigia, o meglio dire arancione, come l'allerta diramata in molti comuni dell'isola dalla Protezione Civile, con conseguente chiusura delle scuole.
Temperature impicchiate un po' ovunque e precipitazioni anche di forte intensità. È colpa della bassa pressione tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, associato, parola di meteorologo, a un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Questa perturbazione già in queste ore ha dato luogo alle prime piogge a rovesci intensi che hanno interessato i comuni della Ragusana e il Siracusano orientale, spostandosi velocemente. Maltempo si estenderà sul resto dell'isola, sul settore orientale, interessando anche il Catanese e il Messinese, dove avremo delle piogge. Si tratterà di piogge moderate, continue ed estese, però a queste piogge si sommeranno anche dei rovesci e anche qualche temporale che dal canale di Sicilia e dal Basso Ionio nel corso della serata e della nottata potrebbe risalire verso la parte sud-orientale e orientale dell'isola, dando luogo anche a dei fenomeni localmente intensi. Non durerà molto, ancora maltempo per la mattinata di domani, soprattutto sulla fascia costiera del Siracusano, il Catanese e il Messinese ionico, dove pioverà anche domani. Domenica il sole tornerà ad affacciarsi timidamente sull'isola, celato da molte nuvole, ma c'è una bella notizia. All'inizio della prossima settimana una massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa farà schizzare i termometri oltre la soglia dei 20-22 gradi, con i primi picchi di 24-25 gradi attesi tra lunedì e martedì lungo le coste tirreniche dell'isola. Piove, è vero, eppure a Gela persiste la rabbia degli agricoltori della Piana, lasciati a secco nonostante l'acqua caduta quest'anno. Milioni di metri cubi di prezioso liquido sono stati sversati in mare per l'incuria della politica. Sentiamo Lorena Dolci. Quella che vedete è l'acqua sversata a mare dalla diga di Sueri. Ovviamente dal 19 ottobre a oggi la Regione non ha fatto niente nonostante tutto l'emergenza nazionale. Ecco lo spreco che fa indignare gli agricoltori della Piana di Gela, che assistono da mesi impotenti alla perdita di milioni di metri cubi d'acqua. A documentarlo nella Sicilia assetata è Enzo Giudice, uno dei 670 agricoltori dell'associazione Santa Maria, che con l'estate alle porte è sul piede di guerra. Visto che da 3-4 anni non possiamo irrigare, fino a stamattina, ieri, tutti i giorni, dal 20 ottobre che si sversa acqua al mare. Lo devo dire ai signori che mi hanno mandato le carte delle quote fisse. Io quote fisse non ne pago. La quota fissa è una tassa e un servizio. In questi 4 anni il Consorzio 5 di Gela l'avete dato il servizio? Ad accrescere la rabbia degli agricoltori anche il fatto che i 4 invasi della zona restano vuoti a causa della rottura di una tubazione. La riparazione, denunciano gli agricoltori, costerebbe poche migliaia di euro, ma né il consorzio né la regione risolvono il problema, lasciando decine di aziende a secco. Le nostre dighe sono vuote e rimarranno vuote per poi magari raccontarci che il problema è perché non piove. Questa non è desertificazione climatica, ma è desertificazione politica. Adesso ci spostiamo a Messina, dove è una svolta l'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale Papardo. Da una prima perizia, infatti, risulterebbe che le valvole cardiache che sono state utilizzate non presentavano difetti. Dunque cresce l'ipotesi dell'infezione batterica. Francesco Triolo. Le morti nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo non dipendevano dalle valvole impiantate nei pazienti, che erano perfettamente funzionanti, non avevano difetti di alcun genere. Dalle indiscrezioni delle risultanze di una delle tante consulenze che il pool di magistrati ha affidato nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette fa svoltare tutto verso la componente batterica del caso. La consulenza dell'ingegnere biomedico Antonietta Perrone, responsabile dell'unità operativa di ingegneria clinica e tecnologie sanitarie del Policlinico Federico II di Napoli, riguarda sia il reparto di cardiochirurgia che la terapia intensiva post-operatoria, e sarebbero stati esclusi malfunzionamenti o difetti di fabbricazione delle valvole. E allora la principale ipotesi, seguita adesso dai magistrati, è quella delle gravi infezioni batteriche che poi hanno portato i pazienti alla morte. Un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che adesso attendono che vengano depositate in procura le altre perizie che riguardano proprio l'ipotesi di infezione batterica. Su questo aspetto c'è già un primo responso parziale di un laboratorio specialistico di Catania che al Papardo
Papardo ad ottobre aveva effettuato i primi rilievi nelle sale operatorie e in altri reparti. In quel primo rapporto gli esperti, sintetizzando, avevano rilevato la presenza di acqua contaminata, rubinetti senza filtri e strumenti non sterili nelle sale operatorie, che erano state poi sottoposte a sequestro dai carabinieri dei NAS il 23 novembre scorso e sono state dissequestrate solo a gennaio. Alla politica con Manlio Messina, che ricordiamo ha formalizzato le proprie dimissioni da vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d'Italia alla Camera a causa di una situazione che lui stesso ha definito articolata. Intanto nell'isola arriva un commissario nel partito in sostituzione dei due coordinatori Pogliese e Cannella. I motivi di queste scelte, nelle parole di Messina, intervistato da Simona Mazzone. Ho deciso in maniera responsabile anch'io di dare le mie dimissioni per dare un segnale a tutta la classe dirigente che bisogna cambiare passo, assumendoci ognuno di noi le proprie responsabilità. Quando parla di una situazione articolata all'interno del partito in Sicilia, a cosa si riferisce? Ma guarda, è una situazione già difficile, perché quando hai una regione che è divisa in due, con due coordinatori, è difficile già dialogare e poter mettere in campo le azioni concrete. E poi è indubbio che ci sono stati tanti problemi di dinamica all'interno delle varie province, liti, cose che non fanno bene sicuramente al partito. Fino a poco tempo fa 2 coordinatori in Sicilia, una situazione anomala? Beh sì, è l'unica regione. Si porta dietro il vecchio statuto di Azione Giovani ed è rimasto sempre così. Più volte abbiamo detto che si doveva riunificare. A proposito dell'arrivo del nuovo commissario, ci sono tensioni con il Premier Meloni da parte sua? Mia? Impossibile. L'unica cosa che non può accadere è che io abbia tensione con il mio presidente Giorgia Meloni. E cosa può accadere? Un nuovo ministero nel futuro? No, guardi, io non penso a lavorare, penso a fare il mio lavoro, a fare il parlamentare bene. Avrò ora un po' più di tempo per dedicarmi a dare risposte al mio territorio, alla mia regione. Quello che sta succedendo quindi all'interno del partito può influire sul governo regionale? Ma mi auguro che possa influire in positivo, quindi che possiamo dare maggiori idee, maggiori spunti al Presidente della Regione, che sta facendo un ottimo lavoro. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, operazione antidroga a Catania. È stato arrestato uno spacciatore a Catania con 37 kg di cocaina in casa. L'uomo è stato tradito dal via vai di acquirenti. Emanuela Corsi. 37 kg di cocaina nascosti in un baule, alcuni, come vediamo nelle immagini, confezionati in modo identico, hanno fatto scattare le manette per un catanese di 45 anni. È stato il continuo via vai di persone che entravano e uscivano da un condominio di Catania ad insospettire le forze dell'ordine durante un'operazione antidroga, che ha permesso di scovare il pusher accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguirle i falchi della squadra mobile, che hanno monitorato lo stabile, individuando il sospettato che abita al quinto piano del palazzo. I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 1 chilo. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato in un baule del ripostiglio altri panetti di cocaina confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima al 45enne. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere. E restiamo in argomento, rimanendo anche a Catania, maxi sequestro di droga, armi e munizioni nel quartiere San Giorgio, dove gli agenti della squadra volanti e dei cinofili hanno segnalato la possibile presenza di armi e droga. I poliziotti hanno quindi aperto la saracinesca di uno dei garage, trovando a terra un'arma da fuoco con 3 cartucce inserite e poco distante altre 2 pistole a salve, 16 cartucce di vario calibro. Sempre all'interno del garage sono state rinvenute delle buste contenenti circa 2 kg tra droga, marijuana di tipo marijuana, hashish, cocaina, ma anche delle dosi di crack. Pattumiera Catania, oltre alla spazzatura balzano all'occhio montagne di pneumatici e paraurti. Lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti richiede dei costi, ma i controlli purtroppo scarseggiano. Tonino De Mana.
Montagne di spazzatura, ma anche cumuli di pneumatici, paraurti e pezzi d'auto. Sulle strade di Catania non manca proprio nulla ed ogni angolo è buono per deturparlo o trasformarlo in una discarica. Nella città con la Tari più alta d'Italia le immagini che vi proponiamo hanno il sapore della beffa ed offendono la dignità dei cittadini onesti, quelli cioè che pagano fior di quattrini per la tassa sui rifiuti. Da Picanello a Faro Biscari, senza contare le disastrate periferie, si getta di tutto e la parte del leone la fanno i rifiuti cosiddetti speciali. Via dello Strettoio, che fino a qualche anno fa ospitava alcuni assessorati del comune di Catania, è il simbolo del degrado, con una strada senza uscita trasformata in un'enorme pattumiera. La pioggia ha spento gli ultimi fuochi, visto che qualcuno ha incendiato mobili e cataste di legname, un vile gesto per completare l'opera e magari cancellare qualche traccia. Ben visibili cataste di pneumatici e paraurti di tutte le marche e di tutti i colori, segno evidente che gommisti e carrozzieri, non sappiamo se della zona, trovano più facile sbarazzarsi di questa tipologia di rifiuto piuttosto che affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento, che ovviamente ha dei costi. Stesso scenario nei pressi del campo scuola di Picanello, anche qui si notano decine e decine di pneumatici. Lo smaltimento è obbligatorio per legge dal 2011 ed in realtà già l'acquisto di un treno di gomme nuove si paga un costo aggiuntivo di 10-12 euro, ma quelle vecchie dove finiscono? Qualcuno a Catania effettua controlli seri in materia? Sulla base di queste immagini lasciamo a voi interpretazioni e risposte. Adesso andiamo ad Agrigento, dove l'arte fotografica celebra le donne della scienza. È stata infatti inaugurata una mostra internazionale per Agrigento, capitale della cultura. Davide Sarto. L'arte e la scienza si incontrano ad Agrigento in un omaggio alle grandi protagoniste della ricerca. Il Museo Archeologico Pietro Griffo ospita la mostra Una vita da scienziata, un'esposizione della Fondazione Bracco che racconta, attraverso ritratti fotografici d'autore, il talento e la determinazione delle donne che hanno lasciato il segno nei campi della medicina, della biologia, della chimica e dell'ingegneria. Questa è una mostra appunto fotografica che ritrae delle scienziate, quindi persone che hanno ottenuto massimi successi nell'ambito lavorativo, proprio per incoraggiare le future generazioni femminili a intraprendere studi di carattere scientifico, economico, matematico. Dopo essere stata esposta in sedi prestigiose come la Camera dei Deputati e in importanti città internazionali, l'iniziativa approda nella città dei Templi grazie all'ASP di Agrigento nell'ambito delle celebrazioni per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ci stiamo molto impegnando perché tutta l'attività di Agrigento 2025, capitale della cultura, vada in porto e sia un successo. Il 28 marzo la rassegna si concluderà con un seminario al Teatro Pirandello che ripercorrerà la storia della medicina in provincia e aprirà una finestra sulle prospettive future della ricerca. Ci fermiamo ancora subito dopo il calcio. Siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani a Marassi sfiderà la Sampdoria. Dionisi in sala stampa ha dichiarato: faremo una grande partita. Marco Gullà. È una di quelle sfide che in Serie A valeva anche la Champions League. Due nobili decadute, così vengono definite Sampdoria e Palermo, che domani si sfideranno a Marassi alle 17:15. Andamento lento per i blucerchiati, lontani dalle posizioni che contano. I rosanero invece vengono da 2 vittorie consecutive e domani cercheranno per la prima volta in campionato il terzo successo di fila. Non c'è classifica che tenga, ora sono le motivazioni, la volontà, le qualità, poi è auspicabile mettere dentro la personalità che abbiamo nella partita prossima, poi non so dirti quanto riusciremo a fare. Io sono convinto che faremo partita vera e faremo partita per ottenere il massimo. Questo è quello che vogliamo fare. Poi riuscirci dipende anche da noi, non solo da noi ma tanto da noi. Sarà una partita sicuramente molto diversa dalla partita dell'andata e sicuramente molto diversa dalla partita precedente. Dionisi lo ha confermato in conferenza stampa, ci saranno novità rispetto alla formazione schierata contro il Brescia. Out c'è Caroni per squalifica, ma anche Nicolau non è al top, potrebbe giocare Blen in difesa. Rientra Brunori, torna a disposizione anche Henry, l'infermeria è praticamente vuota se non si considerano i lungodegenti. Di Francesco potrebbe essere confermato a sinistra.
Andiamo alla Serie C, trasferta delicata per il Catania sul campo del Latina. Toscano carica l'ambiente e chiede alla squadra concentrazione per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Tonino De Mana. Dobbiamo restare lucidi, si può ancora risalire. Le parole di Mimmo Toscano nell'antivigilia della sfida contro il Latina caricano il Catania che dopo 3 pareggi consecutivi va a caccia dei 3 punti per riprendere il discorso playoff, obiettivo minimo della stagione ed unica strada, seppur tortuosa, per cercare il ritorno in Serie B. Con il passare delle giornate si assottiglia il margine di errore ed ogni punto, d'ora in poi, avrà un peso specifico importante. Occhio quindi alla Latina del grande ex Rapisarda, un giocatore che avrà qualche motivazione in più e che farà di tutto per dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni e al suo ex tecnico. Il Latina è una squadra che nelle individualità, nei nomi, è una squadra che ha dei valori. E noi che dobbiamo limitare i loro valori ed esaltare i nostri. Attraverso cosa? L'atteggiamento e l'approccio, per questo non trazzicco in quello. Formazione sempre condizionata dal report medico, in attacco ancora out Inglese alle prese con problemi muscolari, dopo essere stato fermato dal giudice sportivo torna Gherardi, mentre Stoppa dovrà stare fermo per scontare la seconda giornata di squalifica. Latina Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti sabato dallo stadio Francioni a partire dalle 14:30, immancabili commenti da studio, i messaggi e le interviste ai protagonisti. Ed è il giorno delle prime penalizzazioni Serie C, attesa per la sorte del Taranto che potrebbe essere escluso dal campionato, ma anche per il Messina. La Procura federale ha chiesto 4 punti di penalizzazione per la società giallorossa e 3 mesi di inibizione per il presidente Stefano Alaimo e l'amministratore di AAD Invest, amministratore del club Sissé, per il mancato pagamento entro lo scorso 17 febbraio di contributi e ritenute per il trimestre novembre, dicembre e gennaio. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è attesa nel pomeriggio. E prima di chiudere vi ricordo che dopo il telegiornale, come ogni venerdì, torna Preview nella trasmissione condotta da Marco Carli. Il Catania come sempre in primo piano con tutti i temi in vista della trasferta di Latina. Non mancheranno le ultime sulle altre squadre siciliane di C, il Trapani e soprattutto il Messina con le vicende societarie e le decisioni della penalizzazione. In primo piano vi lascio dunque a Marco Carli e vi ringrazio per averci seguito. Sicilia 24 torna alle 19.